Oggi in Veneto ci sono 9.625 aree bianche, ovvero zone dove le nuove connessioni internet superveloce non arrivano, né le compagnie del settore hanno interesse a portarle. Ci penserà allora la Regione. Entro il 2020 l'intero territorio veneto sarà coperto dalla banda ultralarga. Il piano per la diffusione di questa infrastruttura ormai fondamentale sta entrando nella sua fase operativa, come spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che ha presentato l'operazione alle amministrazioni comunali trevigiane. Questo è un impegno finanziario enorme fatto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Veneto, perché parliamo di 400 milioni di euro per tutto il Veneto, grazie ai quali noi andremo a coprire entro il 2020 il 100% delle cosiddette aree bianche, che sono quelle aree a fallimento d'impresa dove i provider non hanno interesse a investire. Quindi noi copriremo tutto, e lo dico anche ai sindaci trevigiani, copriremo tutte le aree bianche dei comuni trevigiani. C'è un cronoprogramma strettissimo anche sui tempi, perché noi vogliamo arrivare con velocità, perché il Veneto è un colosso economico e finanziario, ma è un gigante ai piedi di argilla per quanto riguarda l'infrastrutturazione digitale. Lo sappiamo, il digital divide rispetto a molti altri paesi europei è sotto gli occhi di tutti. Noi colmeremo questo divario. L'investimento complessivo somma ai 315 milioni di euro di fondi statali, altri 83 milioni stanziati dalla Regione. Tutti i comuni veneti comprendono almeno un'area bianca. Nella Marca sono interessati poco più di 363.000 residenti e 192.564 edifici privati e pubblici. Per raggiungerli tutti, il programma prevede di stendere 1.616 km di fibra ottica. Scaduti i termini per eventuali ricorsi, ai primi di maggio verrà sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori e da settembre-ottobre dovrebbero partire i cantieri per posizionare i nuovi cavi, scavando nel caso anche le condotte adeguate. I comuni, aderendo alla convenzione, otterranno gratuitamente la copertura delle zone attualmente al buio, secondo una scala di priorità definita. È una situazione rispetto ad altre regioni, soprattutto del meridione, sembra una cosa strana ma è così, è una situazione drammatica, cioè abbiamo zone che sono completamente scoperte e abbiamo addirittura zone industriali che sono completamente scoperte e non si capisce per quale motivo, e poi ci sono tutte queste aree che non hanno zero banda ultralarga perché non c'è un interesse commerciale, ma il dramma è che il Veneto per la sua conformazione è crivellato di case e di aziende sparse, cioè noi non abbiamo la zona industriale deputata come succede in zone della Germania o della Francia, per cui tu hai i sottoservizi a posto. Qui abbiamo c'è una zona industriale che è diffusa, il Veneto è tutta una zona, questo è il dramma del Veneto. Allora noi con questo intervento andremo in maniera capillare a portare proprio dentro l'edificio, sia privato che pubblico, la banda ultralarga.